dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino.
Prova. Allora, scusate il ritardo e grazie Mago delle statistiche. Allora, scusate il ritardo, l'emozione fa brutti scherzi, ho dovuto fare una capatina in bagno prima dell'inizio della telecronaca perché oggi è una giornata storica. Quindi pronta la intro, chiamate i vostri amici a casa e ascoltate tutti bene. Il Volano Volley 2022-2023 ha conquistato i playoff promozione e possiamo dire per la prima volta con la vera formula dei playoff, la qualificazione dei playoff con la vera formula. 3 squadre vanno ai playoff. Volano Volley nella prima volta c'era andata nella stagione 2021, però lì erano 4 su 6 che andavano ai playoff. Quest'anno invece Volano se l'è presa sul campo, baragliando molte squadre, soffrendo tanto, ma ce l'ha fatta. Quindi la cosa che vi dico è: godiamoci questi playoff, che possono essere 2, ma come possono essere 4. Quindi chiamate i vostri amici a casa, andiamo a tifare tutti insieme. Le biancorosse, amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per l'andata della semifinale dei playoff promozione di Serie B1, che vede a confronto la Rotoblast Volano Volley e il Volley Parella Torino. Dunque la Rotoblast ci è arrivata dopo una stagione piena di alti e bassi, ma nonostante tutto è riuscita a centrare l'obiettivo dei playoff. Più che un obiettivo, un sogno, possiamo definirlo così, da parte delle ragazze di Luca Parlatini, che oggi vedono iniziare il loro sogno, che possa durare 2 partite o che possano durare addirittura 4. Solo queste 2 partite ce lo diranno se la squadra, se riusciremo a farcela o meno. Intanto il primo arbitro dice alle 2 squadre di poter uscire dal campo. Intanto vi avviso che dall'altra parte l'avversaria del Rotoblast Volano Volley, il Torino, ha fatto una stagione pressoché ottima, chiudendo la stagione al secondo posto e perdendo solo 4 partite. Quindi 3 partite perse al tie break e una sola persa per 3-0. Quindi una squadra che, con tutto il rispetto, parte ovviamente con i favori del pronostico. Saluto, forse per la penultima volta, i nostri compagni di viaggio. Andrea Seni, il nostro mago delle statistiche, che doveva andare a Fuerteventura a godersi le vacanze, invece è stato richiamato per il suo lavoro. Fabrizio Sava, il nostro regista, anche lui doveva tornare in Sardegna a godersi il mare cristallino, anche se il maltempo non lo permetteva, e invece è ancora qua a fare da regista a me. E un saluto anche ad Alan Berloffa, che ci fornisce ovviamente tutto il materiale che permette di andare a commentare questa partita. Allora, stanno per entrare le 2 squadre in campo. Eccole qui, le 2 squadre. Prepariamoci a godercela questa partita. Io vi dico solo che sono davvero contento di essere arrivato fino a questo punto. E comunque andrà, me la voglio godere fino all'ultimo secondo. Frank Tallone, che accompagna sempre l'ingresso delle nostre squadre, accolgono l'Arena Biancorossa. E tutto il tripudio è qua, in questa splendida arena. Ascoltiamo Paolo Scrinti, il nostro speaker. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, auspica che tale ricorrenza sia rinnotata ogni giorno dell'anno e non solo una data specifica. Il nostro motto è scherziamo la violenza. Il nostro capitano Jessica Celali consegna al capitano del Volley Parella Torino Olimpia Ciconna una moneta dedicata. Grazie. E benvenuti nell'Arena Biancorossa, da sempre la casa del Volano Volley. Playoff promozione serie A2, semifinale di andata. Incontro con la Rotoblast Volano Volley e il Volleyball Parella Torino. Arbitro di incontro. Primo arbitro, la signora Elisabetta Zucclotti di Milano. Secondo arbitro, la signora Barbara Roncati di Genova.
tra poco lo starting player. Gli arbitri dell'incontro sono la signora Elisabetta Zuccotti della sezione di Milano, coadiuvata dalla signora Barbara Roncati della sezione di Genova. La nostra terna arbitrale di questa giornata, e speriamo di potercela ricordare a lungo. Tutto esaurito all'arena biancorossa, sold out, e speriamo che queste due squadre ci regalino un bellissimo spettacolo. Escono le squadre dal terreno di gioco, sta quasi per cominciare questa partita. Ovviamente prima sarà lo starting player. Devo dire che sono davvero contento di essere qui e vorrei tanto non svegliarmi da questo sogno, perché io voglio continuare a sognare, come diceva Claudio Ranieri nella stagione 2015-2016, che ha consegnato all'Leicester la favola irripetibile di vincere la Premier League. Allora, vediamo un po'. Siamo pronti allora. Starting player, Volley Parella Torino. Volley Parella Torino, in campo col capitano numero 7, Olivia Signonia. Con il numero 9, Leo Bonetti. Con il 11, Alessia D'Amato. Con il numero 12, Giulia Del Noto. Con il numero 13, Laura Maggio. 17 Allora Camperi, il numero 8 Caterina Fantini, allenatori il signor Mauro Paliziani e Rocco Di Dio. E ora la Rotoblas Volano Volley. E ora si abbassano gli usi, si alza l'ostrisione, tutti assieme si ritraggono la Rotoblas, con la Volley, in campo col capitano, Giulia Manetti. Tutto questo al mondo Rotoclass, quello del 2022-2023, dove no? Allora, pronti ad alzare la voce anche voi a casa? È il momento, come diceva il buon Guido Meda, di alzarti in piedi sul divano e pronti a caricare le nostre ragazze. Nessuna sorpresa da parte delle due formazioni, con la Rotoblas che schiera il suo sestetto tipo, De Valle, Manetti nei ruoli di centrali, libero Piero Bon, palleggiatrice Braida, schiacciatrici Orlandini e Bellini, e l'opposto è Petruziello. Pronti allora a cominciare. Primo servizio, scatenate l'inferno, andiamo! Iniziano i playoff. Primo attacco di Bellini che viene difeso da Camperi. Attacco murato! Monster pop, monster pop. 1-0 Rotoblas. Jessica De Valle, la nostra capitana al servizio. Servizio battuto, riceve Camperi, free ball per la Rotoblas. Braida, Petruziello attacca, mani out, 2-0 Rotoblas. 2-0 Rotoblas. Jessica De Valle, ancora lei al servizio, 2-0 Rotoblas. Servizio battuto e arriva Leis! Inizio fantastico, 3-0 Rotoblas. Ancora De Valle al servizio. Ancora servizio battuto, stavolta è out, battezzato bene dal libero Fantini. 1-3.
Nuova Mabillo al servizio. Veramente tutto esaurito qua all'Arena Biancrozza. Tutto. Riceve Bellini il suo servizio, ma palleggio di Piero Bon. Tentativo di Bellini, viene difeso da Camperi. Tentativo dalla capitana Cicogna che non va a buon fine. Bellini, Murata e Truziello dall'altra parte a evitare peggio, perché la palla l'aveva anche presa Braida. Tentativo vincente di Ambrogio. 3-2. Inizio di Mabillo, battuto, la palla è out. 4-2 per la Rotoblast. Federica Braida al servizio. Braida, battuto al servizio. L'attacco di Cicogna, out. Sì, palla out. 5-2 Rotoblast. 5-2 a favore della formazione biancorossa allenata da nostro coach Luca Parlatini. Provano la formazione di trasferta del Torino, anche con l'aiuto delle ragazze. Palla out. 3-5. E arriva lei. A 2. Andiamo. Ancora Braida. Con l'oddio del net D'Amato. Attacco vincente di Aurora Camperi. 3-3. Adesso servizio Leonor Poletti, vecchia conoscenza del Trentino, visto che è stata allenata dal nostro coach è stata allenata dall'Argentario, quindi un passato abbastanza recente in B1 da parte di Poletti. Vince Bellini, servizio battuto, riceve Cicogna, palleggio di Poletti, attacco vincente di Cicogna. 4-7. Servizio di Camperi, battuto, servizio in rete. 8-4. 8-4. Giulia Manetti al servizio. Servizio battuto e out il servizio. 5-8. 8-5. Out di Giulia Manetti. Giulia Di Ambrogio per Volley Parella Torino al servizio. Servizio battuto, poi in rete, un altro servizio. Servizio in rete. 9-5. Punto al servizio. Petruziello riceve Fantini. Peolezzi sfonda il muro. Cicogna ma non riesce a metterla dall'altra parte. Orlandini, free ball. Petruziello ha difeso, credo, Polesi, sempre lei. Tentativo, attacco Cicogna, viene difeso. Attenzione, bunny out di D'Amato. Nove a 6. Al servizio Caterina Olimpia Cicogna, la capitana del Volley Parella Torino.
Servito battuto. Out. La pesata out. 10-6. Servizio di Braida. Scusate, di Orlandini. Attacco immurato. Monster rock, monster, monster, monster. 11-6. Emma Orlandini, servizio in pallonetto. Aereo. Sì. Doppia. 12-6. Pronto il time out per coach forse Barisciani. Sì, pronto. La Alan Production con le sue trombe ad animare l'arena biancorossa e noi torniamo in diretta. 12-6 per la Rotoblast. L'inizio che volevamo nel corso del primo set. Emma Orlandini ancora nel servizio, battuto su D'Amato. Attacco tentato da Camperi che però non va a buon fine, però c'è una free ball. Camperi, Polezzi, Murata. Ah, Luigi Bellini. Monster rock, monster, monster, monster. Emma Orlandini a servizio. Servizio battuto, riceve Camperi. Attacco Murato ancora. Monster rock, monster, monster, monster. 14-6. Che inizio della Rotoblast. Ma ancora Emma al servizio. Riceve Camperi. Polezzi. Tentativo vincente di Alessia D'Amato. 7-14. Si chiude l'ottima serie della Rotoblast. Servito Alessia D'Amato. Tutto. Riceve Bellini. Braida. Jessica De Val. Acqua out. Infatti non c'è il tocco. 8-14. Ancora D'Amato al servizio. Battuto. Stavolta riceve Piero Boni in servizio. Bellini. Attacco vincente di Alli. Alli Bellini. 15-8. Jessica De Val al servizio. Battuto. Riceve Fantini. Polenti. Mani. Infrazione di quarto tocco. Infrazione di quarto tocco. 16-8. Tentativo di protesta da parte del Torino, infatti sono stato zitto perché volevo cercare di capire cosa stesse dicendo. Attacco tutto di rabbia di Aurora Camperi. 9-16. Noura Martilo per
la formazione allenata da Mauro Barisciani. Servizio battuto, Orlandini riceve il servizio. Braida, Bellini, murata Bellini da Polesi. (10 a 16). Fischi da parte dei nostri tifosi, ma non li vogliamo sentire i fischi, dai. Panetti, 17 a 10. Federica Braida al servizio. Federica, servito battuto. Mamma che fucilata! Bomba di Federica. Mamma mia, ha colto impreparato anche me. Federica ancora a baciare il nastro, stavolta Fantini ci arriva e lo fa anche molto bene. Out trovato da D'Amato, Aletta D'Amato, 11 a 18 il punteggio e forse il primo set. Leonor Polezzi al servizio per la formazione torinese. Servizio ricevuto Braida con l'ausilio del net. Petruziello, murata, c'è la free ball. Polezzi al centro, attacca subito, difende Braida. Bellini dall'altra parte. Polezzi, attacco vincente di Olimpia Cicogna, 18 a 12. Leonor Polesi al servizio, battuto ancora col net. A farla da padrone Petruziello, pallonetto e si spegne sul nastro. Frazione di quarto tocco, 13 a 18. Porteluca chiamerà adesso il suo primo time out. Lo vedo già pronto. Eccolo qua. Sponsor. Smart Sound. Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rosa di Volano, rientrano in campo le due formazioni e vorrei fare un saluto a delle amiche di Elena Pierobon, ai suoi genitori e a tutte le ragazze dell'Under 12 del team volley di Cittadella che ci stanno seguendo e quindi osservano la loro concittadina Elena Pierobon. Ricominciato il set. Attenzione, mamma mia, che attacco di Camperi. Allora, Leonor Polesi ancora nel servizio. Servizio out. 19 a 14. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto.
La trombe di Alan Berloffa Production suonano per Beligni. Stavolta il servizio in rete. 20-15 il punteggio nel corso del primo set. Aurora Camperi al servizio. Tutto. Riceve Giulia Manetti il suo servizio. Braida. Petruzzelli in controtempo, però si è dovuto impegnare Fantini, che fucilata un altro attacco vincente di Alessia D'Amato. Aurora Camperi al servizio. Peri in linea, ricevuto. Braida. Orlandini, attenzione. Free ball concessa da Camperi. Petruzziello riceve. Petruzzielli in pallonetto, troppo complicato questo palleggio. Pallonetto, Manetti, free ball ancora. Attenzione. Murata! Orlandini! Monster pop, monster pop, monster, monster, monster. Murata. Giulia Manetta al servizio. Tutto. Riceve Fantini. Subito l'attacco di De Ambrogio che non è andato a buon fine. Petruzziello, Murata, Petruzziello e D'Amato. 17-21. Giulia De Ambrogio al servizio per il volley Parella Torino. Servito battuto. Bellini, Piero Bon. Tentativo di Orlandini, out. 18. Luca, time out, sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano. Luca e Parlatini e Mauro Barisciani hanno usato tutti e due i time out, quindi adesso si giocherà senza più stoppare il gioco, a meno che non ci siano infortuni o interventi dei nostri mapper. Di Ambrogio, servito battuto su Orlandini. Braida, Petruzziello, batte prendere l'asta. Insomma, grande inizio della... i nostri errori. Volley Parella Torino sta rientrando in partita. L'invito di Ambrogio, lo prende Bellini, Braida e Piero Bon. Orlandini, punto di Emma Orlandini. 22-19. Federica Braida al servizio. Scusate, Carlotta Petruzziello, non Federica Braida come avevo detto, chiedo scusa. Tutto. Riceve Camperi. Olimpia Cicogna. Nulla da fare per Petruzziello, 22-20. Olimpia Cicogna, proprio l'autrice dell'ultimo punto, la capitana di Torino, al servizio. Cicogna, battuto in campo. 21-22.
ancora Cicogna. Robon riceve Braida. Orlandini. Che fucilata! Non andava out. Braida subito. Federica Braida. 23-21. Time out? Era il secondo, scusate. Non era il secondo. No, errore mio. Ormai non c'è più tempo per fare il mini spot, allora torno a parlare. Avevo confuso che erano già usati 2 time out da parte di coach Barisciani, ma in realtà ne aveva usato uno solo. Chiedo scusa perché credevo. Formazioni di 3-21 per la Rotoblast nel corso del primo set. Emma Orlandini a servizio battuto da Orlandini, riceve Camperi subito. 24-21. Palla set per la Rotoblast, nelle mani sempre di Orlandini. Battuto a servizio. 21. Subito gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Inizia il secondo set. Emma Orlandini al servizio. Inizia il secondo set con Orlandini che batte su Fantini. Tentativo in mezzo alle mani di Braida e Devaldi. Aurora Camperi 1-0. Punti di squadra subito. 25-21 il primo set. 4 punti Deval, 2 Manetti, 3 Braida, 1 4 Orlandini, 1 Petrusiello, 4 Bellini. 18 punti di squadra, 7 su errore. Servizio di Mabillo che la batte su Piero Bon. Braida, Bellini attacca, difende credo Cicogna. E subito Camperi che prova ma viene difeso anche lei. Bellini pallonetto difeso da Mabillo. Attacco vincente sempre di Aurora Camperi 2-0. Punti di squadra di Olle Parella Torino, 4 Cicogna, 1 Poletti, 5 D'Amato, 1 De Ambrogio, 3 Camperi. 14 punti di squadra, 7 su errore, quindi errori di squadra parità. Servizio di Mapillo che la mette sempre su Piero Bon. Pallonetto tentato da Petruziello. Spegno sul naso. 3-0 di Torino. Mabillo sempre su Piero Bon. Braida Deval a 2 mani, c'è la free ball però. Polezzi al centro. Attacco vincente di D'Amato. 4-0. Stavo quasi per dire subito all'inizio. È solo il primo set. Sponsor. Grazie a tutti loro del vostro sostegno anche per la stagione 2022-2023 andata Rocca. Volevamo voi. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 4-0 per Parella Torino. Bellini, Murata. No, c'è il quarto tocco. 5-0. 5-0. È venuto fuori il vero. Cos'è? Adesso è venuto fuori il vero Torino. 5-0. Ancora. Stavolta è out. Primo punto anche per il Volano Volley nel corso del secondo set. Jessica De Bala al servizio. Di De Val. Polezzi. Però c'ha la free ball. Manetti. Non ha potuto far tanto Bellini. Mani out. Cicogna. 6-1. Battuto su Orlandini da parte di attenzione dall'altra parte. Braida non si è capito niente in questa azione, la chiude Bellini. 2-6. Federica Braida al servizio. Braida. Buon servizio di Braida.
Cicogna murata da Petrucciella. Monster pop, monster, monster, monster. Federica Braida ancora lei il servizio. Federica Braida con l'ausilio del net. Ancora di Braida, ancora col net, questa volta ha ricevuto De Ambrogio. Cicogna che fucilata disinnescata da Piero Boni. Subito ai Bellini. Federica Braida ancora lei al servizio. Ancora col net. Però stavolta ci ha pensato Fantini. Palla sulla rete. Oh! Giulia Manetti calma la sua squadra dicendo che era giusto che il punto. Servito battuto. 5-7, sembrava 6 pari invece. Bellini 6-7. No! Non ci credo. Non ci credo. È andata a terra. È andata a terra. Era andata a terra. 8-5. Era andata a terra. Era andata a terra. Time out per Luca Parlatini. Con questo errore arbitrale andiamo con gli sponsor. Giovanni Trapattone aveva detto una cosa per dire che non era ancora andato ai playoff. Diceva non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ovviamente in inglese. Abbiamo insultato troppo presto perché la palla non aveva toccato il pavimento secondo il primo arbitro, ma invece sì. Bellini. C'è il tocco, anzi la palla è in campo. 6-8. 6-8. Alice Bellini al servizio. 6-8 il punteggio. E Piero Bon richiamata dal primo arbitro. 8, come Parella. Playoff, Parella, rosa. Bellini riceve Fantini. Durata 7-8. Monster pop, monster pop, monster, monster, monster pop. Bellini servizio break. Fantini. Coralli. Parità.
Stavolta Fantini ci arriva giusta. Tentati. Non ce l'ha fatta Braida ad arrivarci in tempo. 9-8. Punto di Aletta D'Amato. Servizio battuto su Piero Bon. Petrucciello Murat. Difficile, Orlandini ci prova. Porta toccato la rete, non lo so. Orlandini Murata. Da Cicogna. 8-10. Ancora di Ambrogio su Piero Bon. Braida al centro, Bellini all'interno. 9-10. Servizio di Manetti su Fantini. Poledimbacher. Tentativo d'attacco di D'Amato, che non è andato a buon fine neanche quello di Bellini, perché è stato difeso da Polezzi. E stavolta out. Sì, out. 10 pari. Giulia Manetti al servizio. Riceve D'Amato. Polezzi. Cicogna. Sfonda il muro di Orlandini. 11-10 per la formazione torinese. Battuto da Cicogna. Petrucciello. 11 pari. Carlotta Petrucciello al servizio. Ha ricevuto Fantini. Pallonetto tentato. Bagher. Bellini prova. Pallonetto. Difende Camperi. Pallonetto. De Val. Orlandini all'indietro. Mamma mia, cosa ha dovuto fare? Dall'altra parte. Mamma mia, che difesa di Orlandini. Orlandini. Difende Fantini. Attenzione, Polezzi. Mamma mia, Petrucciello. Che miracolo. Vantaggio della Rotoblast. Ancora Petrucciello al servizio. Vantaggio Rotoblast. Out. 12 pari, scusate. Stavo per dire 13 pari, ma in realtà è 12 pari. Alessia D'Amato al servizio ora sul 12 pari. Servizio out. Sarà richiamato. Non so più cosa dire. Cioè, è la terza volta comunque. La partita 3 errori per noi. Petrucciello. 13 pari. 13 pari. Orlandini, servizio battuto.
Ha ricevuto Camperi. Subito Noura, ma niente da fare. Petruziello. Sì. Infatti, questa possiamo dirlo che l'ha vista giusta. Questa possiamo dirla che l'ha vista giusta. Servizio Mabillo subito ci ha provato Mura. Monster block, monster block, monster block. 14 pari. Jessica, Braida. capitano bianco-rosso. Deval, servizio battuto, ha ricevuto D'Amato. Tentativo d'attacco di Cicogna. Doppia fischiata Braida, 15-14. No, nel caso, Parella Torino. Servizio di Polesi su Bellini. Braida. Bellini che prova, ha difeso Fantini. Polesi al centro. Murat. Tentativo di Murat su D'Amato. Bellini e viene Murata lei. 16-14. 16-14. Parella Torino. Di nuovo doppio vantaggio per Parella Torino. Servizio out. 15-16. Deriva Braida al servizio. Deriva Braida. Servizio battuto su Fantini. Polesi. Tentativo impallonamento di Cicogna che però non va a buon fine per la difesa di Braida. Bellini. Difeso per Cicogna ma c'è la free ball ancora Braida. Bellini pallonetto difende Polesi. 16 pari. Federica Braida. Ancora al servizio in rete. 17-16 per di nuovo vantaggio volley Parella Torino. Aurora Camperi al servizio, battuto su Bellini. Braida. Lato Bellini, pallonetto murato Bellini. Braida. Carlotta Petruziello. 7 pari. Alli Bellini al servizio. Bellini, vediamo il servizio. Bellini, pallonetto, ha ricevuto D'Amato. Subito attacco di De Ambrogio. 18-17. E Giulia D'Ambrogio, proprio l'autrice dell'ultimo punto al servizio. Subito Magnetti, che difesa di Polesi. Dall'altro D'Amato. Difende Berobon, Braida. Orlandini, mani out. 18 pari.
Al servizio Giulia Manetti. Giulia Manetti riceve Camperi, lo Polesi dall'altra parte. Murata! Monster block, monster, monster, monster. A 18! Vincente! Staggio Rotoblat. Attenzione. C'è controllo di rotazione. Giulia Manetti, vantaggio Rotoblat, 19-18. Ma c'è il time out. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano. Siamo sul 19-18 a favore della Rotoblat nel corso del secondo set di questa partita d'andata della semifinale dei playoff promozioni di Serie B1. Servizio di Manetti, battuto su Fantini, arriva Leis! Servizio ancora di Manetti, questa volta Fantini lo serve bene. Cicogna ha difeso, ha toccato il tetto per poco. Toccato il tetto Braida, peccato. 19-20. Inizio di Cicogna su Piero Bon a sfiorare il tetto. Braida, lunghina per Aino Bon. Forse pallonetto Braida. Piero Bon dal lato di Orlandini, ma è un... Attenzione al centro, ci ha provato Camperi ma ha difeso un grande... Oh, Murata, Orlandini dall'altra parte. Polesi, subito dall'altra, Braida. Ehi, forse invasione. È andata benissimo perché era invasione di De Val. Sta bene. Vista clamorosa perché De Val aveva messo il piede oltre la rete, quindi era invasione, quindi è andata strabene. Petruziello. Tentativo di Orlandini difeso da Fantini. Azione, D'Amato, Murata. Però c'è ancora una possibilità, sempre per D'Amato che ci riprova. 22-19. Time out forse per... Di nuovo il time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 22-19 nel corso del secondo set a favore della Rotoblat. Volano volley.
Lotta Petruzziello al servizio. Carli. Fantini a ricevere. Poleddi. Cigogna. Out. No. Stavolta volevo cercare di illudervi, però era in campo nettissima. 22-20. Servizio di D'Amato su Orlandini. Braida al centro, Petruzziello, pallonetto, Polezzi. Fantini. Cigogna, out. C'è il tocco. 21-22. 21-22. Non hanno un punto da separare le due formazioni di servizio di D'Amato. Sempre su Orlandini. Braida. Fantini che difesa di Fantini. Tentativo. Mamma mia. Camperi. 22 pari. Ora D'Amato al servizio. Grande attacco di Camperi che illude il muro, virgolandola. Servizio battuto. Piero Bon ha ricevuto Braida. Bandini, ancora difesa di Camperi. Cigogna. Oh! Con la spalla Bellini. Niente da fare per Orlandini. Ci prova Orlandini. Difesa Bellini. Oh! Bellini. Attenzione. Tiene la difesa di Torino. Out. Infatti c'è il tocco. 23-22. Di 3-22. Orlandini. Tutto. Fantini ha ricevuto. Polezzi dall'altra parte per Cigogna. Sì, Cigogna volevo dire. Ah! Tentativo fallito da 23 pari. Attacco vincente se non erro. Difesa che si è andata a spegnere sul nastro basso. 23 pari. Noura Babillo al servizio. Battuto. Bellini ha ricevuto. Braida. Bellini. No, Deval ha toccato. 24-23. Palaset per volley Parella Torino. Con Noura Mabillo. Volano per tentare di portarle ai vantaggi. Noura Mabillo. Battuto. A sfiorare il nastro e brava Bellini a non farsi illudere. Pallonetto ha difeso. Però Cigogna per chiuderla. E ce la fa. Di 5-23 per Torino che chiude il secondo set per 25-23. Beffa per la Rotoblast. Si va con gli sponsor e torniamo al secondo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you
Nuovo in diretta dall'Arena Bianco Roteribolano. Si chiude con una beffa il set della Rotoblast. 23-25, uno pari. I punti di squadra: 5 De Val, 4 Manetti, 6 Braida, 6 Orlandini, 7 Petruzziello, 9 Bellini. 37 punti di squadra e 11 su errore di Torino. Lato volley Parella Torino, 11 Cicogna, 1 Poletti, 8 D'Amato, 4 De Ambrogio, 7 Camperi, 31 punti di squadra, addirittura 17 errori. No, scusate, 15 errori da parte di Volano Volley. Bellini. E nel nastro 1-0. Luca. Inizio ancora D'Amato. Parte Bellini, Robon, arriva l'Ace. 2-0. Ancora di D'Amato su Piero Boni, questa volta riceve bene De Val, la ripeto, Cicogna, murata da Braida, primo punto per la Rotoblast, punto del terzo set. De Val, la nostra capitana al servizio. Fantini ha ricevuto. No, ora una mano sola, ha dovuto impegnarsi tanto. Murata, Petruzziello. 3-1 per il volley Parella Torino nel corso del terzo set. Mabillo al servizio, riceve Orlandini, Braida, Manetti, 2-3, lui la Manetti. Federica Braida al servizio. Ha ricevuto Fantini, questa fucilata di Braida. Carli! 3 pari! 1 di Carli! Monster block, monster. Contro. Federica Braida al servizio. Un'altra fucilata, sempre su Fantini. Cicogna, pallonetto. Ha provato Piero Bon. 4-3. Servizio Leonor Pulezzi, battuto su Orlandini. Braida, Giulia Manetti. Giulia Manetti, 4 pari.
Dice Bellini. Servizio battuto. Salvato da Amato. Tentativo fallito di Camperi. Petruzziello. Sì, Carli. Mani out. 5-4. Lice, battuto. Riceve Fantini. Al centro subito. D'Ambrogio, Giulia D'Ambrogio, 5 pari. Ora Camperi. Battuto su Bellini. Il Bagher. Morlandini, muro sfondato e Morlandini 6-5. Nuovo vantaggio bianco-rosso. Morlandini. Giulia. Giulia su, sempre sul libero Fantini. Attacco vincente del Mani. 6 a pari. Partito battuto da Deval Murata, però rimedia anche lei. Orlandini. Per Fantini. Lunga Orlandini. Monster block, monster block, monster, monster, monster. 6. Battuto. Ora Arraido. Orlandini dall'altra parte. Nora attacca Deval Bellini. C'è la free ball. Non so chi l'ha vinta perché era proprio sotto la nostra postazione. Portata di Petruzziello. Murata, The Wall, Jessica Deval, Alessia Amato. Emma Orlandini al servizio. Battuto, ricevuto Camperi. Ora Orlandini ha difeso Braida. Bellini in campo e in campo 17. Emma Orlandini ancora lei al servizio. Tutto con lo sio del net di Fedonora. Scusate, ricevuto Nora. Attacco potentissimo di 5 di tiri in scatola a Piero Bon. Petruzziello! 17. Pronto al time out da parte di coach Marischiani. Time out, spot.
Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo sull'11-7 a favore di Volano Volley. Fra Orlandini al servizio del terzo set. Tutto ricevuto Camperi. Cogna! Si è toccato il soffitto. Alessio D'Amato 8-11. D'Amato per il volley Parella Torino. Servizio su Bellini. Struzziello. Oh, Carli. 12-8. Al servizio in campo! In campo! Jessica Dace. La tromba me lo lascia dire. Avevo detto Jessie Dace. 14-8. Jessica riceve Fantini. Mani out di Nora Mabillo. 14-9. Nora Mabillo al servizio. Tutto. Orlandini riceve Braida subito. Di Ambrogio nega tutto. 14-10. Ora Mabillo, Orlandini, ora Piero Bon dall'altra parte, Bellini tentativi, vincente anzi lato centrale, anche direi al centro per D'Amato. 14-11. Si rifà sotto il volley Parella Torino. Orlandini riceve Braida. Bellini out. 15-11. Alice Bellini. Servizio battuto. Federica Braida, servizio in rete. Servizio. Volley Parella Torino. Servizio Puto. Trustiello tentativo difeso da Fantini. Voleddi. Attacco vincente di Aurora Camperi. -2 adesso tra Torino e Volano. Servizio ancora di Poletti. Riceve Manetti. Attenzione. Riboldi Poletti, Manetti. Petruziello difende Camperi.
Tra l'altro, oh, mamma mia, che fucilata di Cicogna. Niente da fare per Manetti. Muro sfondato. 14-11. Sì, scusate. 15-14. Eccolo qua, sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossi di Volano, 14-15 punteggio a favore di Volano Volley. Leonor Polenti al servizio. Battuto. Bellini ha ricevuto il servizio. Braida. Giulia Manetti. Mani out. Giulia Manetti. 16-14. Alice Bellini. Alice il servizio battuto. Out. 15-16. Ora Camperi, servizio. Tutto. Inizia per ricevere Braida. Wagner, addiritturata. Torna alla parità all'arena biancorotte, 16 pari. Ancora Camperi al servizio. Braida, Petruziello, mani out. 17-16. Servito battuto su Camperi. Tentativo vincente di D'Amato. 17 pari. Giulia D'Ambrogio al servizio. Tutto. Orlandini. Braida. Orlandini, mani out. 18-17. Carlotta Petruziello al servizio. Tutto su Camperi. Le Polenti. Tentativo di Cicogna che non va a buon fine per la difesa di Petruziello. Neanche quello del Volano Volley. Adesso ancora Cicogna su Piero Bon che difende l'attacco al centro. Bellini. Bellini con l'ausilio del net. Niente da fare. Forse c'era l'invasione, non c'è l'invasione. 18 pari. Di Olimpia Cicogna. 19. Time out. Sponsor.
Guardiamo veramente assieme alla Rosa, buon volley. Olimpia Cicogna al Torino. Tutto. Pirobon riceve. Braida. Petruzziello. Ata Petruzziello. 20-18. Allora nella speranza che non si avveri quello che sto per... Allora io credo che chi vincerà questo set, che lo sia Volano o che sarà Volley Parella Torino. 18-20. Tutto. Servizio out. 19. Emma Orlandino il servizio. Battuto su Amato. Tentativo dalle mani di De Valle e Braida di Aurora Campera, nuovamente MVP dell'incontro. 21-19. Di D'Amato sul di pallonetto. Piero Bona ha disinnescato l'attacco di Camperi. Bellini con l'audio del net. 20-21. Jessica De Val. Servizio. Tutto su D'Amato. Polezzi, Cicogna, pallonetto, De Val, Manetti, Braida dall'altra parte. Polezzi, sempre Cicogna attacca. Bomba di Cicogna, 22-20. Torino, 7-7. 22-20. Servizio di Maura. Bellini Murata. No, sono due sulla palla. Neanche tocca il tetto. C'è una free ball e vediamo di stare un po' più attenti a non toccarla più di persone. Bellini Murata. Braida. E Petruzziello free ball. No. Polezzi. I 3-20. Sono andati in palla purtroppo. Ancora Nora, servizio. Bellini riceve, Braida, lato Bellini. Si fa murare ancora Bellini, Braida, Petruzziello. Per tentare il riscatto, Nora. Cicogna con l'audio del net, Brero. Bellini, questa era troppo difficile. Dall'altra parte. Oh! Attenzione! Vabbè, Cicogna attacca. Difeso. Ma c'è la free ball. Polezzi. Murata. Ancora. Stavolta vincente. E qua ragazzi potete staccare la diretta che la partita è finita. 24-20. 24-20.
24-20, set ball per Parella, che ormai andrà a vincere il terzo set e probabilmente va anche a vincere per 3-1 la partita. Nora tutto, diceva Orlandini. Vai da Bellini, non prova neanche a tutto braccio, dai. Niente, pallonetto ancora. Poleddi, Cicogna che andrà a chiudere. No, ci pensa Piero Bonna a difendere. Petruziello, pallonetto. Sempre col pallonetto provano. Pari Murà, invasione. Eccolo. 25-21. Parella vince il terzo set. Andiamo con gli sponsor, torniamo per il terzo set, il quarto set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Spero che il sottoscritto non sia diventato il nuovo Nostradamus dei tempi recenti, perché preso dal senso di rabbia ho detto che probabilmente Parella, che chi vinceva questo terzo set avrebbe vinto la partita. Probabilmente se il Volano si è dato un po' di carica in questo quarto set potrebbe provarci, se no vedo che Parella ormai in stato di grazia potrebbe vincere abbastanza scioltezza. Allora, riepilogo punti, intanto vediamo il servizio di Bellini. Tutto riceve Camperi, subito Manetti dall'altra parte, primo punto per Volano, 1-0. Allora, punti di squadra: 8 De Val, 8 Manetti, 7 Braida, 10 Orlandini, 11 Petruziello, 12 Bellini. 56 punti di squadra e 12 su errore del volley Parella Torino. Ancora Bellini al servizio e vediamo l'azione, poi passiamo ai punti di Torino. Leonor Polezzi, tentativo
Con tocco. No, non c'è il toccamuro. 2-0. Allora, Cicogna 17, 1 Fantini. No, scusate, 1 Polesi. Ambrogio 3 Mamillo, 11 Campelli. Fantini. E Pizio. Ace 3-0. Del Volano Volley. Questo era l'epilogo punti e noi andiamo con gli sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira. Sei in Trentino. L'uomo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo nel corso del quarto set che potrebbe essere decisivo per questa partita, dato che il volley Parella Torino sta conducendo per 2-1 questa partita. 5-21 il primo, 23-25 il secondo, 20-25 il terzo. Altro ace sta dicendo. Finisce nel retto 4-1. Ottimo al servizio, Felice Bellini. Olivia Cicogna. Riceve Bellini, servizio di Cicogna. Petruziello. Ali. Da Petruziello 5-1. Palla in rete. Petruziello. Scusate un attimo di silenzio, ma è che un po' concentrato a parlare di calcoli con alcuni miei fan. Orlandini e da buon dall'altra parte. Ora out. 32. Doppia fischiata alla Rotoblast.
Servizio. Di poco fuori. Orlandini in servizio. Tutto battuto da Orlandini su gol. Deval a 2 mani. 3 gol. Cigogna. 9-3. Orlandini al servizio. Orlandini ricevuto da Polezzi. Tentativo vincente. Camperi. Di Camperi. Mi sono perso il chi ha attaccato. Scusate. 9-4. Leonor Polezzi al servizio. Servizio su Bellini. Pride. Deval. Ha toccato il tetto la palla. Tentativo di difesa. Ancora Polezzi, 9 out, 9-10, diventato 10-5. Destra. 10-5. Alba. Dei Polezzi. Incogna. Toccare l'asta al money out, quindi di Braida. 16. Camperi. Rimanenti. Giulia, turnover. 7-10. Allora, Camperi. Orlandini. Dai. Bellini. 17. Federica Braida. Out. Manetti. Giulia Valentini. Paese. Di Bellini. Leonardo Polezzi. Cigogna ha toccato l'asta. Ah, ecco. 13-8. Bellini, ancora il suo servizio, ancora arriva Leins.
Alice Bellini. Bellini in rete. Olimpia, Siconi. Servizio di Sicogna. Braida. Orlandini. Fantini. Compari. Braida. Manetti Murata. Braida. Robon. Fantini. Sicogna, pallonetto. Bellini. Orlandini. Manetta a servizio. Out. Palla out. 10 a 15. Tratri. Di Petroziello su Fantini. Poletti. Camperi out. Mani out. 11 a 16. Servizio di ora Raida subito per Orlandini da sì! Orlandini. Orlandini, servizio su Camperi. Tentativo di D'Amato, difeso da Piero Bon. Palla sulle rete di Petruzziello, 12 a 17. Bella, Poletti. Servizio su Piero Bon, Pride e Orlandini. Bellini free ball. Scogni. Con attacca curata da Bellini, però c'è ancora una possibilità per Torino che la sfrutta con Giulia D'Ambrogio. 13 a 17. In rete 8 a 13. Val Peri, Leoletti, Camperi, fa difeso Braida, De Val. Palau 14 a 18. Una volta, 14, Torino.
Aurora Camperi al servizio. Ha ricevuto Orlandini che però concede subito una free ball. Cicogna. Mamma mia, che fucilata di Cicogna. 15-18. Ma c'è un'altra free ball, 2 free ball di fila e 2 volte sfruttate, questa volta con D'Ambrosio. 15-18. Time out per Luca Parlatini che dovrebbe arrivare adesso. Sponsor. In diretta all'Arena Biancorossa di Volano, siamo sul 18-16 a favore del Volano Volley, ma c'è la rimonta di Torino che al momento ha accorciato le distanze fino al -2 momentaneo. Aurora Camperi, servizio battuto Orlandini, stavolta niente free ball, c'è la murata di Ambrogio. 17-18. Servizio battuto su Bellini. Braida. Manetti, murata. Un'altra murata. Da un +6 siamo arrivati alla parità. Ancora Peri. Braida. Bellini a 2 mani, murata. Cicogna avanti. Salvato Orlandini, Bellini. Mani out. Alice Bellini, 19-18. Braida al servizio da Rivolano, Volley, servizio battuto, riceve Fantini, tentativo vincente di Cicogna col mani out, torna alla parità. Di di Ambrogio. Pallonetto di Bellini. Bella giocata di Alice. La mente dove non se l'aspettava. 20-19. Dice Bellini al servizio. Servizio, free ball per la rotola. Braida. Orlandini, il pallonetto di Supolenti che lo difende. Fantini. Cicogna, mani out.
20 pari. 20 pari. Tizio battuto su Piero Bon. Raida. Landini difeso da D'Amato. Picogna ancora. Difeso Bellini. Manetti, Murata. Piero Bon dall'altra parte. Un altro punto. Vantaggio per Volley Parella Torino. C'è il time out sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Battute finali di questa andata dei playoffs promozione di Serie B1. Volley Parella Torino è sempre più vicino alla vittoria di questa andata, che la avvicinerebbe, la metterebbe davvero a un passo dalla finalissima contro Costa Volpino per accedere in Serie A2. Servizio di Cicogna battuto. Braida. Orlandini. Punto di Orlandini. 21 pari. Giulia Manetti. Luci Campelli. Subito un'ora, ma ha difeso Braida. Orlandini. Fantini ha difeso. Cicogna. Murata. Ora Truffiello. La manda out però. Sprecata. 22-21, peccato. Servizio di D'Amato su Orlandini. Leva al Murata da Leonor Poletti. 23-21. A 2 passi. Volley Parella Torino da vincere la partita per 3-1 e dopo sarà completamente in discesa perché andrà a giocare in casa e gli bastano 2 set per portarsi a casa la qualificazione alla finalissima. D'Amato. Bellini ha ricevuto Piero Bon. Lato Orlandini. Difende Fantini. 2 sulla palla. Leri ha dovuto fare un attacco un po' più debole. Vincente Petruzziello. 22-23. Trussiello, servizio. È in campo? No, è out. C'è il match ball per Torino. Ora servizio invece 23-24. 23-24. Portarla ai vantaggi, non c'è altra possibilità. Landini, servizio ricevuto. Ha toccato la rete! Ha toccato la rete! 25-23. Volley Parella Torino vince la partita
E dico già, tifosi di Volano, che purtroppo questa vittoria ha già chiuso la serie. 3-1 per il Parela Torino, che ormai è a 2-7 dalla vittoria della serie e potrebbe andare a giocarti anzi andrà sicuramente a giocarti la finalissima con Costa Volpino. Allora, grazie a Andrea Zeni, il nostro scoutman, Rito Saba, ci rivediamo a Torino per la semifinale di ritorno. A tutti i tifosi di Volano però dico, venite comunque a Torino a godervi questa partita, perché potrebbe essere davvero l'ultimissima della stagione. Sabato prossimo, ore 21, al Pala Marconi di Torino. Grazie a tutti per averci seguito. Un saluto anche ai tifosi di Torino che sono stati qui. E vi auguriamo una buona notte anche a voi e ci rivediamo al palazzetto. Poi l'auguro di una buona notte e ci rivediamo a Torino. Allora, tra poco, una settimana, adesso ci sarà l'estrazione degli inizi della lotteria. La serata all'arena biancorossa è ancora molto lunga, quindi qui con noi. Un minuto per prendere la strada. Tu vai a fare tutto, vero? Anche a Torino vai. Se avessero vinto magari sì. Tu non vai? Io sto pensando di non andarci. Io non vado a Torino, guarda. Faccio 4 ore di macchina per vedere. Scala fino in fondo, no. Il tabellino per favore.
Allora, siamo pronti per iniziare la serata. Abbiamo del campo del responsabile del marketing del Cibolanone, signor Marco Bosco, assieme alla signora Gabriella Santolini dello studio Santolini. Allora, l'MVP della serata è il capitano del Sparare a Torino, Olimpia Cigogna. Signora Santolini, dello studio Santolini premia Olimpia Cigogna, capitano del Gol Italia, MVP della serata. Allora, il numero di vincenti della lotteria, 13 premi. Premio numero 13 al numero 2. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Take you